Ciao a tutti e benvenuti nel nostro nuovo video. Oggi siamo scappati dalla pianura per andare verso la neve, verso le montagne. Vi faremo vedere l'altopiano dei 7 comuni, siamo sull'altopiano di Asiago. La nostra idea è quella di raggiungere Cima Larici, però per strada abbiamo trovato tantissimi turisti, nel senso che non si riusciva neanche a passare con le auto. Un disastro assoluto, quindi siamo tornati un po' indietro e abbiamo trovato un tornante dove non vedevamo nessuno, ci siamo fermati e abbiamo cominciato a camminare un po' fuori pista. Dove c'è il vecchio che si mette gli scarponi. Dove c'è il vecchio che si mette gli scarponi va sempre bene. Benvenuti in Veneto, benvenuti sull'altopiano di Asiago. Buona visione! Sembra che già abbia trovato un posticino dove sedersi e mangiare. Abbiamo trovato un posticino qui sull'albero dove sedersi e così possiamo pranzettare un po'. Siamo felici? Ho trovato l'appendino. Visto? Che brava! Ottimo. Hai fame? Sì, fa caldo. Mangiamo che abbiamo caldo. Allora amore, per San Valentino ti piace la nostra escursione? Sto mangiando. Mua. E un buon San Valentino a tutti nella neve. Allora, prima brustelliamo i canederli, va bene? Vado a dare un occhio. Allora oggi mangiamo questi che sono dei canederli solo fatti a polpetta. Adesso li biscottiamo un po' qua in padella e poi li metteremo nel brodo che faremo dopo. E in questo panorama stupendo. Dopo dentro il brodo caldo. E dove appoggio gli ovetti? Aspetta, metto su l'acqua intanto per il dado. Metto subito il dado. Il nostro mitico dado, sempre in tasca, si chiama. Allora, l'acqua sta quasi per bollire e noi nel frattempo ci spariamo degli ovetti sodi cucinati a casa con della senape. Già sbuccia. Già ha vinto di sbucciare uova. Benissimo. Qua ne ho già aperte due e messe qua sopra tipo bagnomaria, quindi mentre l'acqua va si scaldano anche le uova, che si possono mangiare benissimo fredde. Questo è il sederino fuori. E adesso
tagliamo anche questo, poi gli mettiamo un po' di senape e un po' di sale di Asiago, no, è dell'Himalaya, però insomma sempre montagna. Un po' di sale. Vediamo, facciamo del casino. Di solito mi esplodono. No, non esagerare. Perfetto. Yummy. Allora il brodo è pronto. Adesso gli mettiamo dentro i canederli e mangiamo anche un po' di pane secco che è leggero e ottimissimo in montagna. Leggero da portare via. Leggero di peso. Adesso prendiamo il brodo, mettiamo sopra i canederli e questo è il piatto di Agè. Il resto lo mangio io dentro al pentoiaccia grossa. E che ti aiuto? Oh. Buono. Oh. Sulle gambe. Amore, te il pan sulla bretta. Sì. Quindi qua. Brodino o il canederli. Buon appetito! Angeli! No, devi angelare, Angela! Guarda che ho angelato! Sembra più un cerchio del grano. Visto che bello? Come i ragazzini. No, sono stata capace da piccolo. Nessuno ti ha insegnato a fare paglia di neve? No, mio papà faceva su una roba tipo a punta. Mi diceva, papà, è brutto. Ecco qua la nostra opera da vicino. Il nostro Mr. Egg. Ma che espressione inquietante. Gente la neve, come neanche. Vero? No, amore, è top. Ovviamente con i diavoli. Sì, io caldo. Tac. Sta registrando? Wow, amore. Caffettino. E adesso c'è davvero. Eccolo. E buon caffè. Dopo il nostro bel pranzetto abbiamo lasciato tutto pulito, nessuna immondizia. Naturalmente ci sono le nostre impronte per terra, non riusciamo a tirarle via. E adesso proseguiamo
per un trekking libero. C'è solo in su. Jack, abbiamo lasciato Jack. Saluta. Jack? Non era È diventato Jack. Mr. Egg? È diventato Jack. Ciao! E abbiamo tolto pure i guanti, ho detto che ha freddo. Ha freddo senza guanti? Proseguiamo. Allora, siamo appena sbucati dal bosco. Qui è farinoso. Allora, guardate che vista. E ci sono un paio di rifugi. È un attimo profonda. Prova ad andare più a destra. C'è uno che scia, qua un trenino che va su. Qui siamo arrivati a Malga agli Arici di sotto. Adesso vediamo se troviamo un po' di sentiero di strada. Arrivare in cima sarebbe stupendo, ma non so se ce la facciamo come orario. Cosa hai preso? No? Si attacca la lingua. Cioè, guarda che roba! Una gamba. Cioè, Sembra una cosa da... occhio! Ah! Ne ho perso però, vabbè. Una roba del Trono di Spade. L'inverno sta arrivando. Andiamo a vedere. Allora, qui sotto c'erano dei tavolini apparecchiati, si poteva mangiare qui. Ma è più bello dove abbiamo mangiato noi. A forza di scarpinare abbiamo trovato un cartello scritto Bocchetta Portule, Sentiero della Pace. Infatti è molto scarpinato, come vedete. Allora, seguendo il percorso siamo arrivati dietro la montagna dove c'era ombra e c'era anche molto freddo. Visto che ormai è tardi, cominciamo a tornare indietro. Vi lascio lo stesso la traccia GPS, così vedete un attimo il giretto che ci siamo inventati oggi. Comunque, neve stupenda. Siamo venuti a vedere la neve e contentissimi. Proprio bello. Allora già, ecco che torniamo al sole. Comunque siamo venuti qui per vedere la neve e l'abbiamo vista. La neve ad Asiago, stupenda. Andiamo verso la macchina. Allora, per scendere abbiamo deciso di fare tutto il sentiero qua in cresta, in maniera da stare sempre al sole e arrivare diretti a dove abbiamo parcheggiato. Beh,
un posto stupendo, siamo riusciti a trovare un sentiero che in pratica ci siamo stati solo noi tutto il giorno ed era impensabile, visto che anche se siamo partiti abbastanza a buon'ora, siamo arrivati qui a mezzogiorno dal traffico e 2 ore di colonna che abbiamo fatto, perché praticamente oggi sono venuti su tutti quanti, chiunque, c'era una colonna infinita. Però una volta arrivati qui siamo riusciti a trovare un posto paradisiaco, stupendo, bellissimo. Siamo quasi arrivati alla macchina e è arrivato il momento di salutarvi e vi diamo appuntamento alla prossima escursione / avventura o mangiata. Esatto. Ciao! Ciao!